BCTV, il tenore de oie di 27 de Sumere de Jannaglio 2026. Per ti scusa poeresi, ma intanto insomma mi hanno segnalato che non vai al microfono, ma io l'avevo provato prima e poi convinto che il microfono più funzionante e poi tanto concentrato su adesso è narrare chi no non ha pabaitato si spia del suo microfono che come per fortuna è vibrante e quindi di deve essere trasmettendo. Petti scusa, ma poi dopo non fa chi a traduttore a facere, che ha baiatate lo impegno e così via, insomma, sono scritte chi ritagliare, non si dire un'ora e mezza che picca tra preparazione e poi mannati in onda adesso i tenovas non è facile, insomma, non este volontariato e quindi tocca desaccontentare dei su quisi necessità, insomma, BCTV non ha né guadagno né profetto o de nuda, insomma, abbia le cose in una gradeschita, abbia non bene una gradeschita e quindi quando non sono gradeschita non si ha che pruso. Va bene, insomma, però mi pare che chi già sente su essi cioè, tanto sente, insomma, sono contento e quindi si chiamano a fare la innanzi che in questo tipo di volontariato informativo, ma non solo informativo, ma fino adesso so adesso ida di anche vedere a tanta gente esa cosa chi se ne largo oppure se ne saida ma non ha la possibilità di si muovere non potete vedere. E su chi l'ha panato io da dire che vi sul concerto del suo istentale di questa dolce nera a su manager che mi ha nato chi e, e non si poteva registrare sul concerto di questa dolce nera che a me non mi ha fottuto un tubo nella verità e finì per suo istentale non certo pro dolce nera però la panato baita tu sei spaccato bosan paccati no però è vero che bosan paccato e tanno poi te bosan paccato Saida però anche intende sul concerto solo a soschisonisa in ocche in piazza oppure a tutto canta Saida cioè a chi è Saida non si può muovere a chi è infermo a chi è battate lo impegno a chi è in servizio i tennischi sa guardia medica o intanto da te lo locolo o chi è il Veneto sai no se il Veneto solo per soldi a piazza ecco queste sarreiono chi ha che te BCTV dare il diritto a tutto canto di usufruire di un servizio insomma ecco una partita di pallavolo di pallone insomma ecco cioè chi non si può muovere o chi non veste chi ne è desistoso tramite BCTV se ne potete servire insomma e potete essere cittadino normale de Saida. Bene, andiamo da innanzi, ecco come si presenta poi Saida, bella che ha sempre, in questo bello che lo sopra di Aitu, a Istriesa macrato le crentiato, no? le striscia bianca sopra de sa ida nostra le vizi e susartu che si detta a intorno. Bene, ecco, andiamo in altra un pacco posacorso e andiamo diretta su Zaravallo, poi diretta di non sa che toglie. Oggi è martesi, 11 gradi temperatura massima, 3 gradi sa minima, andiamo il mese calcolato per tutti i giorni e poi a sa 7, a sa 7, sa 8, carchigutio di Abba, una modine da Leppia. E di Muscrasa, po' casa non c'è marcanne Abba belle che per tutti i giorni, pezzi a Sasunichi e dai salvato due ha salvato chi sospennete però insomma 20 metri verso la strese insomma ecco verso la strese marcata 20 metri 9 gradi temperatura massima 6 gradi temperatura minima con la bella nuova insomma bella nuova este campionato juniores l'anno 6 Vitesse 4-4, gran bella partita dei nostri ragazzi che vengono raggiunti dai padroni di casa a tempo scaduto. Per noi a segno Bandino, Powell, Sai e Bulloni, complimenti, un applauso
veramente a questo spizzino che dedicano tanto del suo tempo di solo a si sport, insomma, una bella cosa veramente da ammirare, insomma, ecco, a mezzo l'avanzamento. Andiamo da innanzi e allora a moderare le chiese, l'iscrizione a su festival parrocchiale del Sospizzino, sono iscritti già, su 20 chimbe, sono tanto già sono iscritto, si binna proprio qualcuno all'ultimo momento chi decide di iscrivere, lo ha catiscire a soldi a chi. Ecco la diretta sul giornale, ecco qua, la prima pagina dell'Unione Sarda, gennaio mai vista una pioggia così. Il governo stanzia 100 milioni per le regioni colpite. Todde commissaria, l'hanno fatta commissaria, ne si raggiunge un'altra carica a sa scarica. Giornalista sarda minacciata naturalmente dai chi e da questa milizia americana, Laura Capone, originaria di Guspini, nelle strade di Minneapolis hanno rischiato grosso anche alcuni giornalisti italiani, tra loro Laura Capone, originaria di Guspini. Inutile rivendicare il diritto a fare informazione, è stata minacciata dagli agenti dell'anti-immigrazione. Sdegno e solidarietà nel suo paese. Nessuno vuole americani uccisi per strada, dicono alla Casa Bianca, e Trump potrebbe decidere di ridurre gli agenti ICE o ICE conteneranisero assa americana, sempre a Kenne americanata. Poi beste l'intervento via le tasse aeroportuali del Paolo Truzzu è il capo dell'opposizione del Consiglio regionale, una sfida da raccogliere, Anna Ritta Podesu, però non riesco di data, il cibo continua ad essere al centro di nuovi scenari internazionali che si vanno delineando anche a seguito delle tensioni geopolitiche. Tutto ciò accelera l'esplorazione di nuovi scenari verso mercati in grado di dare risposte credibili ai problemi che vivono le economie dei paesi interessati. Le tensioni commerciali attuali, frutto di politiche in continuo cambiamento, rischiano di compromettere seriamente i rapporti di libero scambio consolidati, diciamo, su Mercosur praticamente, e nanne chi su Mercosur potrebbe essere una occasione. Bene, sul microfono Belgalo, andiamo alla prima pagina della nuova, R subito 30 milioni, R sul numero che è andata questa temporata, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza per la Sardegna. Todde, ora costruiremo un report preciso sui danni subiti. Un secolo fa il fascismo chiudeva la nuova, questo è Walter Falgio, siamo amigos con Walter. Il 22 gennaio 1926 la Nuova Sardegna non si sottomise al fascismo. Sono trascorsi 100 anni dalla sospensione delle pubblicazioni del quotidiano sassarese, allora costretto alla chiusura da una trafila di sequestri prefettizi e di boicottaggi delle squadracce in camicia nera. Quel giorno, il giorno dell'arresto forzato, fu Arnaldo Satta Branca, direttore, figlio di Pietro, tra i fondatori del giornale, a condensare forze e speranze nel suo impegno civile. Quando la bufera che sovverte i più essenziali valori della nostra civiltà moderna sarà placata, risorgerà questo giornale che voi amici amate, che la Sardegna ama e che noi vediamo abbiamo battuto per un momento con la stessa angoscia con cui vedremmo soggiacere una persona cara ad un agguato. È giusto che venga ammentata questa cosa, può comprendere i test esauterchia, i test del fascismo, i test a dittatura, i test a private, a si privare della democrazia. Il dovere di ricordare la giornata della memoria, le scritte schioie estere da dire della memoria, può ammentare l'olocausto e tanta satira, strage, il genocidio, come cannato questo articolo che Bitteri e di Nuova Sardegna,
che bisogna stati di Somun, armeno, ceceno, in donzi loco battapitu genocidio. Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli di Auschwitz, è la data in cui il mondo scoprì l'orrore dell'Olocausto e la follia nazista, un orrore che l'umanità non può dimenticare. Richiati in pagina 11. Andiamo da innanzi. La polisportiva orunese vola alta in classifica. Lo scontro con la Nulese premia su Pradu, il numero di squadra della polisportiva orunese. Festa dopo la vittoria al vertice contro l'Ostica, con pagine in corsa per la promozione. Orune è l'archetipo metaforico e quello polmonare, per la cui corretta espansione tutte le componenti anatomiche dovranno necessariamente corroborarsi all'unisono. Nel girone H di terza categoria l'ampio respiro gratifica Franco Talanas Kamatu Billo. Beh, non è chiaro, sono micidiali, sono in proeglia. Chiamato quest'anno all'ingrato compito di allenatore e giocatore dell'Orunese. Domenica scorsa, nello scontro al vertice contro la Nulese, i tanti tifosi confluiti incuranti delle intemperie al comunale di Pradu hanno visto i locali privi di Giuseppe Farina in difesa del primo portiere Antonio Sori, ma soprattutto di un capitano insostituibile in fase difensiva, Peppe Gattu, espulso ingiustamente nella partita contro l'Atletico Finiscolis a seguito di un arbitraggio incerto e claudicante, sicuramente non all'altezza della situazione. Va bene, dai. Chiesa articolo Gianluca Bardeglino, quindi de Orune. Bene, e comunque forza oronese, forza su Padro. Andiamo di nocche a bidere i teschi a segnalati nocche, giornata della memoria in prefettura. Alle 11 la cerimonia di consegna di 2 medaglie d'onore nelle sale di via De Feno. Nuoro in occasione del giorno della memoria si terranno in tutta Italia manifestazioni celebrative di riflessione e di studio nel ricordo delle vittime dell'Olocausto e dei deportati civili e militari nei campi nazisti, al fine di diffondere e rinnovare soprattutto tra le nuove generazioni il significato della ricorrenza. Con la stessa finalità e nell'ambito del programma nazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto, la prefettura oggi alle 11 provvederà alla consegna delle medaglie d'onore conferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ricordo di 2 militari sardi, Giuseppe Maria Cabres e Giovanni Andrea Lorrai, deportati ed internati nei campi di prigionia tedeschi tra il 1943 e il 1945. Può non dimenticare i tecrenare fascismo, i tecrenare nazismo, i tecrenare imperialismo, i sumun, tecrenare di strage, si chiede manicare su satiru, sperdere il popolo, poi si scollire la terra, in cui la terra è sul bene di questa terra. Nuove telecamere alle poste di Orune. Da ieri nell'ufficio postale di Orune, in corso Vittorio Emanuele, è diventato operativo un nuovo impianto d'allarme e videosorveglianza e una nuova tappa del programma di impegni di Poste Italiane a favore della sicurezza degli uffici postali della provincia di Nuoro. Il nuovo sistema d'allarme e di videosorveglianza tecnologicamente più avanzato consente di innalzare il livello di sicurezza della sede. Collegato con la Securitur Rom di Genova, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, consente di monitorare possibili intrusioni
nei locali e all'occorrenza intervenire con l'attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell'ordine. Vabbè, anche sul giro da Genova, boh. Vabbè. Zuccarelli ora controlla se stesso. L'esponente del centrodestra contesta la nomina sugli ospedali affidati al direttore sanitario. Questo Zuccarelli, il commissario, no, Arina de Accherostiera. Duro attacco di Saiu, concentrazione di incarichi, la Tode riferisca in provincia. Fa rumore la delibera firmata dal neo direttore generale dell'ASL di Nuoro Francesco Trotta. Gli incarichi al direttore sanitario dell'ASL Angelo Zuccarelli, nominato nei giorni scorsi anche il direttore degli ospedali San Francesco e Zonchello a Nuoro e San Camillo a Sorgono, scatenano la polemica politica. In questo modo chi deve svolgere le funzioni di controllo sui direttori di presidio, cioè il direttore sanitario, lo svolge su se stesso, accusa Pierluigi Saiu, capogruppo di opposizione in provincia, consigliere comunale del centrodestra a Nuoro ed ex assessore regionale. Le scelte nel mirino. Saiu parla di preoccupante concentrazione di incarichi. Zuccarelli, commissario SL fino a dicembre, scelto dal nuovo DG come direttore sanitario per 2 mesi, ha avuto anche la direzione dei 3 ospedali in attesa della selezione sollecitata ad Ares. Troppi per l'esponente del centrodestra che contesta pure la scelta aziendale su Paola Raspizzu. Per 2 mesi è stato prorogato anche l'incarico del direttore amministrativo dell'SL che svolgerà. E vabbè, lo fermiamo di nuovo che abbiamo già dato a nome. Andiamo già da innanzi e vediamo le attero. Flop delle start-up innovative nell'isola, i dati peggiori. Questo non dispiega in meta, se queste start-up, abbiamo pensato meta in un'occasione. Meloni, Confartigianato, il calo rallenta la competitività. Purtroppo sono 143 le start-up innovative attive in Sardegna, imprese ad alto contenuto tecnologico iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese. Di queste il 12,6% è guidato da under 35 e il 14,79% da donne. È quanto emerge da un'analisi dell'ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna sui dati 2024. Nel confronto nazionale l'isola si colloca al 4° posto per numero assoluto di start-up innovative, lontana dai 12.133 casi censiti in Italia. Ancora più critico il trend. Tra il 2016 e il 2024 la Sardegna registra un calo complessivo del 5,3%, il peggiore dato nazionale, con un crollo del 43,8% delle start-up giovanili, a fronte di una crescita del 10,5% di quelle femminili. Nello stesso periodo in Italia le start-up innovative sono aumentate del 111,69%. A livello provinciale a Cagliari operano 70 start-up innovativo, di cui 8 giovanili, 10 femminili, eccetera eccetera. Insomma, prima pariata chi musanne bene in questo campo, ma poi non siamo un pacco firmato. Trump quando il caos diventa sistema. Questo è un articolo che ti dà questa prima pagina però non mi è niente abbizzato, è della Nuova Sardegna, prima pagina. Questa è Unione Sarda, no, Nuova Sardegna. Ecco, quando il caos diventa sistema, ad un anno dall'insediamento, Donald Trump lascia dietro di sé l'impressione netta di una presidenza che ha scelto lo shock come metodo in patria e sulla scena internazionale. Il risultato è un'America più
polarizzata e un mondo più instabile. Sul fronte interno il tema dell'immigrazione è stato centrale. Mi scusa, sul tempo dell'immigrazione può essere terrorismo interno. Trump ha intercettato una domanda reale. Negli ultimi anni l'immigrazione illegale era aumentata e molti cittadini chiedevano un controllo più efficace. Andiamo a questa pagina in questo articolo. Allora, scusa, ecco qua. Ma la risposta dell'amministrazione è inaccettabile nei modi con l'espansione delle operazioni dell'ICE nelle città e un approccio militarizzato e spesso al limite della legalità, con arresti indiscriminati e scontri con la popolazione e con le autorità locali. Gli episodi più gravi si sono visti in Minneapolis dopo uccisioni di civili da parte di agenti federali durante le operazioni di conforcement e le proteste esplose in risposta a tali aggressioni. Andiamo a capire, amministratori locali, la regione punta sulla formazione. Questo l'abbiamo già letto su Elis, il giornale, Unione, Spanedda, elemento decisivo. La formazione di amministratori e personale degli enti locali non è un adempimento formale, ma uno dei fattori decisivi della qualità dell'azione politica e nel comune e nelle loro forme associate dove l'amministrazione incontra ogni giorno cittadini che competenza e capacità decisionale fanno la differenza. Lo afferma l'assessore regionale degli enti locali e finanza urbanistica Francesco Spanedda in occasione dell'avvio di un percorso formativo rivolto agli amministratori locali promosso da Remo Ortu, commissario straordinario del comune di Goni. Sostenere gli amministratori nel governo dei processi amministrativi significa gettare le basi perché le scelte politiche e pubbliche siano più efficaci e coerenti. Siamo d'accordo. Flop delle start-up innovative, l'abbiamo già visto e andiamo a lasciare la pagina. Il microfono è funzionante, certo, pare che nessuno mi ha segnalato nulla. Il ricordo della tragedia dello Shoah è la sfida per le nuove generazioni. Il 27 gennaio 1945 gli alleati liberano Auschwitz, una lezione ancora attuale. I campi nazisti, l'orrore, la mortificazione perché abbiamo il dovere di non dimenticare. L'uomo è capace di cose abominevoli quando è mosso dalla sete di potere, cosa abominevole sta succedendo in Palestina, ma come viene già in Kurdistan, praticamente un'alleanza tra turco e siriano, no? Isperdenne sul popolo curdo, questa parte siriana rischite che su Kurdistan è spartito in batto Sparta, è spartito Iraq, Turchia, Siria, Iran, e sa parte che in Siria che sa di fare su Zumun da ISIS e la stata invece attaccata dalle forze siriane e turche armato dalla Turchia. L'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria. Così scrisse Primo Levi per stimolarci a non ricordare passivamente ciò che è successo, ma ad agire nel presente affinché non accada più. Per questo il 27 gennaio è la giornata della memoria, il giorno in cui abbiamo il dovere di fermarci a ricordare una delle atrocità più disumane della storia, la Shoah, che è stata solo il culmine della disumanità dell'essere umano. Disumanità dell'essere umano sembra quasi una contraddizione, ma è ciò che ha caratterizzato il secolo scorso, con 2 guerre mondiali che hanno registrato il più alto numero di morti
il Novecento può essere definito come il secolo più violento della storia della umanità. E de gai este ca giunghimo le cue, le stragi armena, cecena, e tanta altre locos in nome battapitu, veramente isterminio del popolo etreo. Investimenti in agricoltura, nuovo bando da 110 milioni, col diretti ritardi da recuperare, no al click day. L'assessore Agus, sosteniamo le imprese. Che questo affare del click day è questa cosa che ha inventato Manca, rafforzare le risorse per investimenti produttivi delle aziende agricole sarde e garantire una programmazione più efficace degli strumenti di sostegno e valutare i danni causati dal ciclone Henry. Sono i temi emersi nel corso della riunione del tavolo verde che si è svolto ieri all'assessorato all'agricoltura a Cagliari con le associazioni di categoria del comparto agricolo, presieduto dall'assessore Francesco Agus. Olandesi pazzi per il vino del Mandrolisae, ne siamo contenti. 200 viti adottate dagli ammiratori orange, cioè fino a questo adottare non le savite. L'idea è di Mario Lai, socio della cantina Fradile di Assara e ristoratore nei Paesi Bassi, cioè in Olanda. Un progetto che unisce idealmente la regione del Mandrolisae e il suo vino identitario con i Paesi Bassi. L'idea, lanciata con successo dall'azienda Fradiles, strizza l'occhio agli amanti del buon bere che arrivano dall'Olanda, che da qualche tempo possono adottare alcuni ceppi di una vite storica, quella del Memorias, un vigneto quasi centenario da cui nasce il vino simbolo della cantina. Chi aderisce diventa genitore di una pianta e vede comparire tra i filari la propria etichetta in un legame concreto con il territorio e con un rosso identitario ottenuto dall'unione di Cannonau, Bovale e Monica. Bene, tutta una bella iniziativa, scusa, tocca da inventare. Ospedali tra disagi e proteste, Fratelli d'Italia attacca la Presidente Torri. Politica. 2 interrogazioni sui protocolli delle terapie oncologiche e medici a gettone, sulle difficoltà nella gestione quotidiana di servizi e prestazioni insistono gli esponenti di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale con 2 interrogazioni. La prima riguarda le difficoltà denunciate dai pazienti dell'ospedale Businco di Cagliari, centro regionale per le terapie oncologiche. La seconda si riferisce invece alla scadenza per la fine del prossimo mese del bando, batto una O distaccata, regionale sui cosiddetti medici in affitto, incarichi di gestione nel pronto soccorso, i codici di accesso al pronto soccorso meno impegnativi e cioè i codici di soccorso sono cose bianche, neri, verde, cioè verde e così via. E quindi l'interrogazione è appunto sulla gestione dei codici di accesso al pronto soccorso. ASL, 2 ASL senza direttori generali, Olbia verso l'accordo, Cagliari è ferma. Le nomine della giunta arriveranno dopo l'intesa con i 2 dirigenti uscenti, praticamente sul flop del Todde, che ha fatto un disastro in questo affare adesso direttore generale, come Ron Kirkane della Grezzale, ponendosi di accordo che sono il dirigente di chi iana licenziato. Cure palliative, questo l'abbiamo visto ieri, l'isola non è più all'ultimo posto, però ieri non vai a audio, quindi nell'ultimo biennio è cresciuta la capacità di presa in carico dei pazienti, anche quelli pediatrici. La Sardegna non è più agli ultimi posti
nell'erogazione delle cure palliative in Italia. Le rivelazioni più recenti testimoniano un'inversione di tendenza che prende avvio dall'insediamento dell'attuale giunta regionale e che oggi vede l'isola attestarsi più vicino alle medie nazionali, con una proiezione di ulteriore miglioramento. Lo dichiara la Presidente assessora della Sanità ad interim Alessandro Torri, cioè praticamente arrivata Taisa Matisse, commentando gli ultimi dati sulla copertura delle cure. Fino a pochi anni fa, infatti, la Sardegna si collocava stabilmente tra le ultime regioni d'Italia per copertura delle cure palliative, con una rete frammentata, forti disuguaglianze territoriali e con una presa in carico insufficiente, in particolare nell'assistenza domiciliare. Il 2024 rappresenta il primo punto di svolta. Va bene, ne siamo contenti. UE India, export, escluso l'alimentare per tutelare l'Europa. I volti di Antonio Costa e Ursula von der Leyen tappezzano il centro di Nuova Delhi e per la prima volta nella storia i vertici delle istituzioni europee siedono alla parata per l'anniversario della Repubblica come ospiti d'onore. Arrivo in carrozza, saluto della Guardia Presidenziale, il Premier Narendra Modi ad illustrare le parti salienti dello spettacolo. L'Unione Europea otterrà il massimo livello di accesso mai concesso ad un partner commerciale nel mercato indiano, tradizionalmente protetto, ha affermato von der Leyen. L'intesa è fatta, manca solo la firma prevista per oggi nel quadro del vertice UE-India, e le cifre non si pubblicano per scaramanzia, in un'epoca in cui gli USA si trasformano in agente del caos. L'accordo di libero scambio con l'India rappresenta per l'Europa l'ennesima pulizia sulla vita. Vinciamo entrambi, questo FTA che sa curdo è il santo graal della nostra strategia commerciale, spiega una fonte europea. Al contrario del Mercosur, infatti, le aree più sensibili per le rispettive economie sono state escluse dalle trattative: carne bovina, pollame, zucchero per l'UE, tessile e caseario per l'India, così da arrivare alla meta più agevolmente, cioè che hanno incluso la parte che potevano essere di concorrenza, cioè l'alimentare. Restiamo sempre nella giornata della memoria. Oggi la giornata che commemora le vittime dell'Olocausto, l'orrore nel ricordo di due scampati ai lager. Modiano narra: non uscirò mai da Birkenau. Il reduce della Shoah, in lacrime, fa gli studenti. Edith Bruce, l'odio chiama odio. E Guy Ester. Suor Giuseppina De Muro, la giustizia tra le nazioni. Trasformò il carcere in un luogo di speranza, salvando tanti ebrei dalla deportazione. Il 22 ottobre 1965, più di 60 anni fa, moriva a Torino Suor Giuseppina De Muro, figlia della Carità di San Vincenzo de Pauli, protagonista silenziosa della resistenza umanitaria durante la seconda guerra mondiale. Nata a Lanusei il 2 novembre 1903, sarda, trapiantata nel capoluogo piemontese, dal 1926 al 1965 prestò servizio nel carcere torinese delle Nuove, dove per 40 anni assistette detenuti e detenute, salvando numerosi ebrei dalla deportazione nazi-fascista. Cioè, da ammirare gente di questo tipo. Andiamo alla politica internazionale. Posto di blocco a Minneapolis, cronista sarda aggredita dall'ICE, cioè praticamente li querían che la bere si sportello, insomma, intimidazione
Laura Capon, originaria di Guspini, c'è una situazione difficile. Già Laura Capon, giornalista originaria di Guspini, è inviata del programma In Mezz'ora, in onda su Rai 3, che nei giorni scorsi si trovava in Minneapolis, negli Stati Uniti. È stata minacciata dagli agenti federali dell'ICE, la polizia di frontiera trampiana. La cronista si trovava in un'auto che percorreva una strada della città americana assieme ad altre persone e riprendeva ciò che stava accadendo senza violare alcuna norma. L'attacco subito dalla parte della Immigrati and Custom Enforcement ha generato una serie di reazioni nella sua cittadina d'origine, dove in molti esprimono forte solidarietà per la giornalista, ringraziandola per il lavoro che svolge. Ma gli agenti di bovino potrebbero andare via. Trump ha visto una gappa malesestata e quindi cercano di anche marcia indietro. Trump all'ipotesi di un ritiro da Minnesota delle forze anti-immigrazione, assediato non solo dai Dem ma anche da molti esponenti repubblicani, dalla stampa conservatrice, da alcuni suoi consiglieri e dai sondaggi. Donald Trump cerca di correggere il tiro e di riprendere il controllo della situazione a Minneapolis. Così prima apre all'ipotesi di ritirare l'ICE dalla cittadina, poi chiede al Congresso di mettere fine alle città santuario Dem che proteggono i migranti e infine annuncia l'invio del suo fedelissimo zar dei confini, Tom Homan. Si tratta del falco delle deportazioni di massa e quindi la decisione potrebbe confermare un pugno di ferro, cioè invece di tornare ora queste ciclotimico abbia anche una cosa e poi ne ha anche un'altra, che è il suo contrario. Cisgiordania, colono armato, fa inginocchiare due carabinieri. Dovete avere colono, non manco un militare, un colono armato. L'uomo aveva un mitragliatore, Potinskine. Tel Aviv, rammarico, indagheremo. Minacce ai militari italiani. Tajani convoca l'ambasciatore israeliano. La violenza dei coloni in Cisgiordania provoca un nuovo attrito tra Italia e Israele. L'ultimo episodio ha coinvolto due carabinieri in servizio al consolato generale di Gerusalemme, che sono stati fatti inginocchiare sotto il tiro di un fucile mitragliatore e interrogati da un uomo mentre facevano un sopralluogo vicino a Ramallah. Potischire. Assenta gira armata che non ha usato il mitragliatore. Crans Montana, monito italiano a Berna. Nel 2024 un altro rogo in un locale di Moretti. Più collaborazione o l'ambasciatore non torna. Schiaffo UE a Putin, addio al gas russo entro un anno. Ok a maggioranza qualificata, ma Ungheria e Slovacchia faranno ricorso. La fine della dipendenza dall'energia russa è un percorso irreversibile, al di là dell'andamento dei negoziati di Abu Dhabi. L'UE colpisce le casse del Cremlino decretando lo stop graduale alle importazioni di gas e GNL. La stretta prevede un divieto totale da fine 2026 per il gas naturale liquefatto e dall'autunno 2027 per il gas da gasdotto. Il voto solo qualche mese fa non era scontato e la partita non è finita. Ungheria e Slovacchia, oltre a votare contro, la Bulgaria si è invece astenuta, hanno annunciato il ricorso alla Corte di Giustizia europea. Ieri però il via libera non richiedeva l'unanimità, ma una maggioranza qualificata. I paesi dell'UE hanno rinunciato alla libertà, ha detto il portavoce del ministro degli esteri russo, Putinskine, Maria Zakharova, ai danni della libertà Maria Zakharova. E per il 24 febbraio il 20° pacchetto di sanzioni è già in serbo. Il voto del Consiglio UE è stato applaudito da Volodymyr Zelensky, che aumenta il pressing su Mosca sull'iter dei negoziati. Ci sono questioni che devono essere preparate per il prossimo incontro.
Le discussioni preliminari hanno indicato che le squadre si riuniranno nuovamente domenica. Sarebbe opportuno anticipare tale incontro e la sua richiesta, cioè la richiesta di Zelensky. Kiev quindi vuole anticipare il nuovo round negoziale previsto negli Emirati. Beh, la sente il Mourinho adesso Brito geste soffrinne pena del ferro come intenzionale. Questo l'abbiamo già, no, questo non l'abbiamo già visto. Trump ora valuta di ritirare l'ICE, critiche anche dai repubblicani. Il governo prende le distanze da Al-Tikkun, il titolare della Farnesina, Tajani, tra arrestare e uccidere c'è differenza, cioè, infatti poppi in queste gli sparano a che nulla questo design, se tanto pensano di essere assolutamente in grado di anche su che gli sparano. Che in questo dopo 41 minuti terminamos esta novela de hoy e nos damos todo appuntamento a casa a stamattina. A mezzo vedere, buon a tutto, dai, adioso.